Meu nome é Giovanni Decol, sou neto de Félix Karlinski. Mandei da promoção do Dia dos Pais, do pai com maior quantidade de filhos. E ele foi o ganhador, com 15 filhos, né? Um abraço a todos, um estruconaço. Vamos falar, um estruconaço, manda tchau. Diz obrigado, pai. Diz obrigado, muito obrigada. Muito obrigado. Um estruconaço! A tutti altri. Meu nome é Giovanni Decol, sou neto de Félix Karlinski. Mandei da promoção do Dia dos Pais, do pai com maior quantidade de filhos. E ele foi o ganhador, com 15 filhos, né? Um abraço a todos, um estruconaço. Vamos falar, um estruconaço, manda tchau. Diz obrigado, pai. Diz obrigado, muito obrigada. Muito obrigado. Um estruconaço! A tutti altri. Não perca o Trabalhando, assistindo, ouvindo música, ligando, enviando mensagens. E nós estamos com você. Nas inovações, nas descobertas, nas informações. E nós também estamos com você. A Dionet Telecom. Manter você conectado é o que nos move. A hora mais gostosa do dia, para nós da Aurora Alimentos, começa na sua mesa. No café, lanche, almoço e no churrasco, se tem a marca Aurora, tem qualidade, respeito e dedicação. Temos orgulho de ser mais de 100 mil famílias que diariamente levam à mesa de consumidores do Brasil e do mundo alimentos de excelência. Temos orgulho de ser cooperativa. Temos orgulho de ser Aurora, a hora mais gostosa do dia. Acabe com o problema de pulgas e carrapatos da sua casa com Bravecto. Dura até 3 vezes mais em cachorros e gatos. Voglio sapere di più sulla doppia cittadinanza, Officio Fornari. Diritti per discendenza, passaporto libero, andare d'estate, lavorare, studiare, lavoro militare, salute, previdenza. Brasiliano per naturalità, italiano per diritto, via la doppia cittadinanza. Informazione 54 9 9996 5178. Fornari Cittadinanza de Sarandi, Rio Grande do Sul. Somos a Buffon. Atuamos no segmento de TRR com a Petrofácil e a Petrogás, no ramo de combustíveis de aviação com a Volare e nos transportes com a Sólida. Somos a primeira empresa do segmento a ter certificação de compliance. Somos feitos para todos, da cidade ao campo, da rodovia ao aeroporto, do produtor à indústria. E você faz parte da nossa história. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos.
A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande do Sul! O lenço me identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro, padroeiro da querência. Ó meu Rio Grande, de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos parreirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade nunca é demais. Berço de Flores da Cunha e de Borges de Medeiros, terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro. Eu sou da mesma vertente, que Deus saúde me mande, que eu possa ver muitos anos o céu azul do Rio Grande. Te quero tanto, torrão gaúcho, morrer por ti me dou o luxo. Querência amada, planície, serra, dos braços que me puxam da linda mulher gaúcha, beleza da minha terra. Meu coração é pequeno, porque Deus me fez assim. O Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim. Sou da geração mais nova, poeta bem macho e guapo, nas minhas veias escorre o sangue herói de farrapo. Deus é gaúcho, de espora e mango, foi maragato ou foi chimango. Querência amada, meu céu de anil, esse Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho, de espora e mango, foi maragato ou foi chimango. Querência amada, meu céu de anil, esse Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Aê! Que beleza, que maravilha, que spettacolo no altri se podria arrivar stasera con un altro filo italiano virtual. Che piacere! A casa vostra, del nonno e della nonna, dei cappi, del pupà e della mamma, dei zii, dei santoli, dei piccinini, dei tosatei, dei bambini. Infatti a quei che piace il nostro italiano. La nostra maniera da pensare, da parlare, da essere, da vivere, tutti i martedì sera, dalle 8 fino alle 10. Ecco, che avete bel che visto, che avevamo sverto, querência amada, mas che barbarità, dice. Bom, mi meccato col diritto di sverdere la settimana farrompiglia qua a Serafina Correa, le ha citato anche dove che siamo di stare. Serafina Correa, capital nazionale del italiano. Qua si parla tanto in italiano, si mantiene
i costumi, le usanze, le tradizioni da parlare e da mangiare, da ballare, da cantare in italiano. Sì, le canzoni, le folcloristiche, le processioni folcloriche, le contemporanee, non vuol dire, mi piace gran tanto l'italiano. Qua a Serafina Correa, le comune, le original, le semplice, catarse per strada e salutarsi. Ciao, come va? Come stai? Buongiorno, buondì, buonasera, buonanotte. Tutto questo a Serafina Correa, come anche no, sol qua, in te a Serra Gaúcha, in te Rio Grande do Sul. È un piacere grande da arrivare a casa vostra. Mi chiamo Edgar Locatelli Marostica, va bene? E in nome dei nostri patrocinatori, in nome di Adilnet, provedor di accesso a internet con tecnologia fibra ottica, in nome di Basso Pancote, distribuidora a di più di 10.000 itens. Ascolti bene, è il meglio stival che sta in tel Brasil. Bota super leve Baspan. No altri che abbiamo dato questo slogan, questo nome qua. Abbiamo la Pian. Pian le rason parcan, gatti e pesci con altissima qualità e alta conversione. Parlando in Pian, martedì che viene saremo a trasmettere la nostra live in la Pian Alimentos. Pian è un cognome italiano di una famiglia grande che ha cresciuto tanto, che ha un prodotto di altissima qualità e andiamo a casa del nonno Felix insieme con la Elisa Marin e che faremo al vivo con noi altri il prete Ezechiel Dal Pozo. Ho parlato con lui, con mi ha confermato, saremo là martedì che viene col prete. Va bene? Abbiamo la fante della vodka Raisca, la vodka che fa la meglio caipirinha. Questa qua è accatti anche a te ferrarie. Capito? La è comune, ma la è buonissima. Comune perché si accatta per tutti i cantoni, ma la è di altissima qualità, la ha un prezzo buono e pensa te la meglio caipirinha. Non corre mia tanto sforzi per beverla perché è buona, capito? È un prodotto da Fante, ha di più di 50 anni a Flores da Cunha, va bene? Abbiamo anche Bravecto. Questo prodotto qua l'è per carapatini e anche per puldi per i cagnetti. Sì, mantiene distante dei puldi. E allora, puldi e carapati per di più di 90 giorni. Se te dentro di un appartamento, un cagnetto, da anche di più di 120 giorni. Questo prodotto è l'unico per 90 giorni. Bravecto, te cati in meglio cliniche veterinarie, agropecuarie e pet shop. Proprio così. Abbiamo la modello Penei di Bento Gonçalves, che viene lettose. Bento Gonçalves, modello Penei. Un struconasso a famiglia Cecon e a tutta la equipe. Qualche tipo bitola di pneu che ti occorre fuori di strada, macchine pesate, agricola, modello Penei di Bento. Abbiamo la Polivalente, supermercato di Santa Rosa, che abbiamo un'audienza grande di Santa Rosa quando scianta. Vedrai gente di Santa Rosa manifestarsi qua alla nostra live stasera. Abbiamo Aurora, a melhor hora do dia é a hora do café, a hora da família estar na mesa, a hora sagrada, a hora da qualidade do produto Aurora. Tecate in meio mercado del tuo paese prodotti Aurora. Fornari, dupla cittadinanza. Você quer ser um cidadão brasileiro e italiano? Brasileiro por naturalidade e italiano por direito. Veja as vantagens com Oscar Fornari de Sarandi. Ecco, un altro patrocinador. Rede de Postos Buffon, 88 4 Rio Grande do Sul, 2 a Santa Catarina, con la macchina, la famiglia, col camion, con la linea. Dentro la strada te vedi Posto Buffon staziona. Loja de conveniência, borracharia, ristorante, lancheria. Bem, combustível de qualità, confianza, prezzo bom. Rede de Postos Buffon. Te pensi Marostica e la live, quella gente là. E a parlare del Posto Buffon. Va bene? E abbiamo de parlare anche de Paludo, moda e estilo. Opa, stilo. I nostri italiani dicono come che te par bom, come che te sei esplosione. Scarpe, roba, sia social, sia sportiva, sia cama, mesa e bagno, ma adesso che ne la moda nuova 2020-2021, che se primavera verão, as tendências da moda, você encontra nas lojas Paludo e sempre com promoções. Va bem? Col cartoneto da loja Paludo te senti a casa e gente nostra, 7 loje spaiai da nostra região. Va bem? Questi è
a Dilnet, ho detto adesso, patrocinadora anche perché mi dà la internet, tecnologia fibra ottica, va bene? Cosita, quindi è che abbiamo smentegato nessuno e adesso noi torniamo con le tose. Andiamo a sentire queste tose qua, cosa che legate dirmi a noi altri, chi che le è, di dove che le è, perché che le canta, se che piace cantare italiano, stasera, che abbiamo tante cose qua stasera, va bene? Andiamo con le tose, vai! Va bene, Marostica. Oh, cosita si ha. Com'è che la boie? Misto. Ma ciò della Dio, guardate, La ma boie come con- che te parli bene. Ma mica sono una macchinetta da parlare, no? Buonasera, grazie per invitarmi a star qua e buonasera a tutti i Facebook spettatori. Tutti e tre insieme, voilà. Buonasera! Al nonno e alla nonna, a tutti quanti. Allora, Nataliana, Trevisana e una amica qui, alemana. Jawohl. Ja, alles gut. Alles gut. Che avevo visto. Dá pra sonar dopo una sonata meda alemana? Sì, sì. Ah, sì? Sì. Sape cantare anche? Sì. Anche a te? Senti, senti. Oh, Isabella, o Vicente Pestum. Senti, senti, senti. Oh, Isabella, o Vicente Pestum. Tente, aê! Alemanada che si casa! I tedeschi, Noi altri italiani chiamiamo gli alemani dei tedeschi. Tedeschi. Ecco, così, sì. Ecco. Allora, che sarà anche una sonadetta per gli alemani stasera. Então, abrimos a live com a música gaúcha, porque setembro temos a Semana Farroupilha, temos o 20 de setembro, certo? Então, teremos também uma música de autoria de vocês? Sì, giusto. Giusto, ecco. E tante sonate italiane? Allora, tante sonate stasera. Yeah. Ma quem quiser casa, e faria caro di sapere, chi sono quelle due tose là? E le fiole... No, anche italiani dicono, guarda così. E lo un de chi quella? e lo fiol de chi quella? Bom. Allora, la piccinina là, gena alemana. Mi son fiola della Nilse Tumelero. A Nilse Un saluto Tumelero. alla mia mamma, mi pupà della Erte Trevisan. Oh, la Erte, vai o che? Ciò ma te che capriccia bene, ah! Ecco. E allora, e il nonno e la nonna, è ancora vivi o no? No, no. Neanche del pupà, neanche della mamma? Va bene. Allora ti sia anche... Vivi 40, né? Sì, vabbè. lembranza. E anche impara tanto con i nonni che tu conoscesti? Sì, sì, lo conosco. Va bene. E te sei de Bento? Sì. Natural de Bento? nascida e criada in Bento. Bento Gonçalves. E allora, cosa affetto a Bento? Mi sono la gaita per diversi posti, né? Sì, eventi. Ah, Maria Fumaça anche? Sì, anche la Maria Fumaça. Ecco, tutti i giorni o come funziona? No, con la pandemia vuol dire che di sabato adesso e Oggi domenica. là, sì. Ma qua un per di torna Sì, tutto. sì. Allora, va bene. Ben pianeta. Gaveu un gruppo? Adesso Io non assieme parlo a me- niente italiani, mas engano bem, viu? Olha lá! Vamos falar em português? Vamos, claro. Eu também, eu consigo quebrar o galho. Vamos lá. Enquanto eu não posso, né, falar o italiano como ele merece ser falado, vamos no português, Vamos né? no português. E aí, como é que é seu nome? Eu sou a Luciane, mais conhecida por Miqui, sou da cidade de Paredão São Pedro, que é interior de Peraí, Sinimbu. calma. Da onde? Eu sou de Paredão São Pedro, que Mas é uma vai- localidade que fica na cidade de Sinimbu, que é interior de Santa Cruz. Tu vai indo, Gaveu vai indo, capio vai sim indo. ou não? É. Santa Cruz, Sinimbu, Paredão. Vá bem. E como é que você está fermarte a Bento? Olha, eu vim pra serra para aprender a laçar, né? Ah, é? Tiro de laço. Metida no tiro de laço, Isso. na cavalo? Isso aí, Mas exato. não, gauchada moída, mas que barbaridade. E aí, por uma coisa boa, né, que o destino me reservou, eu conheci a Paloma. E Olha aí só. se entreveramos e nunca mais se soltemos. Se entreveramos e não separamos mais. É. Que bom, que Exato, bom. Que exato. maravilha. E que seguimos show. aí há 5 anos já com essa parceria bacana e... Vamos lá. Bom, eu gostaria, e vocês tenho certeza que também, de saber o sobrenome dela, do pai, da mãe. Como é que é? Vamos lá. Eu sou Staub. Como é que Staub em alemão quer dizer poeira. E quando chove vira barro, né? Aí vira treca. Vira o chapéu velho. Tá, e aí? Sou filha de Armindo Staub e Lori Maria Nau Staub. Não, um Staub e um não Staub. Um é Staub e o outro não é Staub, mas virou Staub, porque casou com Staub, entendeu?
Vocês entenderam alguma coisa? Eu não entendi nada, mas é isso aí mesmo, né? É isso aí. Muito bem. Que show. Vocês são Obrigada. maravilhosas, Muito bem obrigada. alegres, e é isso que nós gostamos, né? A gente fica muito feliz. Obrigado por ter convidado nós, de coração mesmo. Eu conheço a Paloma já há muito tempo, né, Paloma? Nas andanças, né? Nos shows, nas festas italianas, nos eventos, né? Mas que bom. Um abraço ao Valmor Marasca, que é muito... Ô, grande Valmor! Ah, E a música autoral fala dos dois. E ela surgiu lá no Rancho da Lixiguana, que é o galpão do Posebon. Olha só, Surgiu lá. você bom que faz violão O junto violão. com a gaita do... Exato. É, muito bem. O Marasca já esteve aqui. O Marasca é uma alma, um ser humano fantástico, é um grande profissional e ele é autêntico, ele é muito original. É ou não é verdade? Ele é. Mas nem tenta imitar ele que não consegue. Não perto chega de- nem perto, né? É um amigo muito... Ele é a pureza. É né? verdade. Pureza em pessoa. Abbiamo mangiato tanto polenta, salame, milúcia, que abbiamo contada qua. Sim, já esteve aqui. Marasca, prepara a gaita e afina ela para voltar aqui, va bem? E aí, tudo tranquilo? Tudo Tem certo. mais alguém para mencionar, para falar ou não? Acho que todos os amigos que estão assistindo, o pessoal de Bento. Com certeza, aquele Se abraço. piove ti reverento. É que devem estar lá com, né, um copinho de vinho do lado, Um copinho ou um garrafão? Um copinho, né? Eu tomo um copinho, né? Ah, eu bom. não tomava É que nada, tu é agora já tomo... pequenininha, tu toma um copinho, é. Conforme o tamanho. Mas lá em Bento então ninguém Essa toma aqui é copinho. uns garrafão, viu? Um garrafão pra mim seria pouco, né? Se fosse Seria pelo pouco. tamanho. Vá Mas bem. me fiz uma tchuca de vinho, olha, que... Vani Lunelli, obrigada por esta Olha só, bênção. olha só. Até os alemães, fin tedeschi parla tchuca. A tchuca está entre o vocabulário, é importante curiosidade. A palavra tchuca está entre o vocabulário do português. Sim. Eu estava numa festa com minhas amigas, E me as fiz a meninas tchuca. falam, e fiz uma tchuca. Muito bem. News Produções, nossos agradecimentos a toda a equipe que está aqui nos acompanhando e assessorando. Eco, e vamos até às 10, tem muita coisa para rolar. Por falar em rolar, Rolar? Podemos sair agora. vamos começar a live? Andiamo? Andiamo? In italiano? Andiamo? Vai! Ecco. Quell'uccellino su quella rama, chiamala mammaralilalla, chiamala mammaralilalla, quell'uccellino su quella rama, chiamala mammaralilalla per far l'amore di me poi biondina come vai. Quell'uccellino lalla, quell'uccellino lalla, dimmi poi biondina come vai. Quell'uccellino lalla per far l'amore. Quell'uccellino sulla finestra e lo fa festa li la la, e lo fa festa li la la. Quell'uccellino sulla finestra e lo fa festa li la la per far l'amore. Dimmi poi biondina come vai. Quell'uccellino li la la, quell'uccellino li la la. Dimmi poi biondina come vai. Quell'uccellino li la la per far l'amore. Quell'uccellino sulla carriola e incantesola li la la, incantesola li la la. Quell'uccellino sulla carriola e incantesola li la la per far l'amore. Dimmi poi biondina come vai. Quell'uccellino li la la, quell'uccellino li la la. Dimmi poi biondina come vai. Quell'uccellino li la la per far l'amore. Quell'uccellino su quel moschetto e lo fa che corali la la, e lo fa che corali la la. Quell'uccellino su quel moschetto e lo fa che corali la la per far l'amore. Dimmi poi biondina come vai. Quell'uccellino la la, quell'uccellino la la. Dimmi poi biondina come vai. Quell'uccellino la la per far l'amore.
Andiamo Palomita! Quell'uccellino sulla finestra, su per la rama, sul coppi a casa. È l'uccellino che si trae in due che volù, vero? È l'uccellino sotto le cotole. Oppa. Buonasera, che piacere, che allegrezza. Sento cosa che mi chiama attenzione, vai che si casa. Non so se vi osserva, è il sotaque della tedesca. Da piccinina, quella che suona là, che canta. È il sotaco suo dell'italiano. Zemia cose di catarle in qualche posto. Avevo capito? E mi osservo tanto. Non basta cantare, non basta essere affinati, bisogna avere il sotaco italiano. Capito? Quando si canta in italiano è il sotaco italiano. Non è mia capel, le capel, non è mia fradel, le fradel, le osel, avevo capito? Un strucconasso a tutta l'equipe di Aurora Alimentos. Quanti impieghi, quanti collaboratori l'Aurora Alimentos quel momento qua sustenta diretta e indirettamente, mi cavo il mio capello per la Aurora Alimentos e tutti i nostri patrocinatori, chi si firme, chi si forti, chi che dà imprego e lavoro a tanta gente ancora e mi patrocinano altri. Vatti che si casa quando vi occorre prodotti, c'è per prodotti di nostri patrocinatori, costa niente, va bene? A hora mais gostosa do dia é quando tem Aurora na mesa. Aurora Alimentos, patrocinadora oficial, com produtos de muita qualidade. Na mesa tem que ter produtos Aurora. Ma mi chiamo dentro adesso e mi acompanhi del programma, perché sennò qua viene tardi, ormai le 9:30. Maestro Ferro e Trevisan, 2 Trevisani questa sera. La Paloma è Trevisan, Rogers è Trevisan, per l'amor di Dio. Veni Rento Tusi, passerento, buonasera. Buonasera, Opa, come stai? Cada un beve che vuole. Pian là. Buonasera c'è. Ma che barbarità c'è, non posso. Tutto mia? No, è epoca di pandemia. Di tutto. No, pian. Epoca di pandemia. Non si può spartire. Ma che avevo sul luffo adesso. Ah, buon, ora sì. Ecco, va perché bene. litro qua anche. Ma vaggi si deve far finta, com'è che hai visto? No, contatto, quando nessuno beve cimarron che ore qua, credevo che beve cimarron. Io devo bere vin, vara qua che gin rocks, beve con fa drink, qua caro che è tipo un bodegon qua. E allora maestro Ferro, buonasera maestro. Buonasera. Come stai? Bene, vara con freddetto stasera, ma sì, va bene. Qua dentro è caldo. Sì, vero? perfetto. Ecco, ma buonasera Marostega. Buonasera maestro Ferro. Buonasera Trevisan. Cosa? Guardi che si casa, guardeli bene. Guardate il perfil, guardate la silhouetta. Quelli se che mettiste una Mettimi di banda, vai di banda maestro. Guarda. Camisa da swascia spaludo. Guarda che bello, Guarda qua. Gauderio da Cherenzia. Stivai nuovi. Stivai nuovi, dai che è una sciulettata, la vediamo. Te pensi che mi stavo in giro? Bom, un Gauderio, un Italiano e un mais o meno qua. Mi sono misto qua, un po' di tutto. Piacere da Bellezza, vedere, ecco, un'altra volta qua il filò italiano virtual, un altro martedì sera, vediamo mia ora che arriva sempre il martedì, Sì. E mi incoi da Gausso, ecco, per Ma te rappresentare... puoi dire Gauscio? Gauscio allora? Gauscio. Ecco, allora, da Gauscio, per rappresentare allora il 20 di settembre che ormai siamo di arrivare, ormai le ore, no? Sì, Vera? ecco. Del giorno del Gauscio, Vabbè. che è il giorno 20 di settembre, mi vera? Maestro. Proprio vera. E ci dà italiano. E da italiano perché altro non sapevamo fare, pulito proprio. Allora Sì, italiano. Ma sì, stasera parliamo anche, insegniamo italiano. Avevamo una ricetta stasera, cosa che andiamo a cenare. Sì. Ciao a parlare in senar. Beh, che pronto? Sì. Stasera le un magnar italiano ben gauscio. Un magnar italiano ben che? Italiano ben gauscio, che tu capito? Italiano ben gauscio. Come è quel mestiere lì? Polenta e tocio. Italiano ben gauscio. Ecco, polenta e tocio. Una volta che non era un cristiano, piusciato.
Ma pensa num cara che sempre più chato. E lui che piaceva cavalli, ginettiade, rodei, sempre in volta. E la sua donna e la casa. Sempre la sola. Sempre la sola. E va in qua e va in là. Ecco, fazzoletto rosso. Fazzoletto rosso è che? Maragato. Maragato, era rosso. E c'ho sempre in volta cappelletto, lui si metteva e la giutea tutto, dopo lui andea. Un cavallo, marciadera. Culate larghe cosite. Culatone così, Spagna e rasson, per amore di Dio, trattarlo bene, no? Ecco, e andava. E allora ella stia a casa sempre da sola. Finché un giorno si è stufata su e ha caccato un morosetto. Finché lui non stia a casa. E quando lui stia a mia casa, ella ha caccato un morosetto. Giusto? E allora te sai che qui che lavora in colonia, chi è de cavalli, chi ha sitio, o chi ha vacche, o chi ha bestie, o chi ha terra, una volta, quando copia una bestia, fai che col coro? Sticcava te Con la stirea. parete così. Stacchiava. Stacchiava, sì. Stacchiava il coro. Sì. Dopo che buttava su che? Sal, pedra umida. Ecco. Proprio, sal e pedra umida. E lo inciodea te le stanghe e piantea su. Sì. Proprio. Che restea un coro massio per far. Ti dica mia una cugnata, un cugnato che lavora con coro? Sì. Il nome che fa una propaganda. Ecco allora, e vendro ope e ai rassi de costa, insieme cugnai, loro vende tappeti de coro. Ma, no? eh. Cori col pel su, Sì. per far tappeti pulito dentro casa. I compra cori, salgai, vende, Sì, commercio ma- de coro. Ma cori becche pronti. Sì, pronti per metterli, per far belle. Per dentro mettere il casa. tappeto da casa. Sì, boh. sì. Ma infatti questa donna, che era bischera che mai, Sì. e suomo sempre in volta sti rodei, un giorno l'ha cacata sto morosetto. Ma com'è che ha fatto lui sapere sto morosetto? Che il suo uomo era te rodeio. Sì, che era mia casa. Che era mia casa. Eh. Allora ha combinato con lui var amico un coro la casa. E quando che lui è mia casa, mi ciapo il coro, metto te a suada da finestra. Allora si Oh, vede te distante. vedi da distante. Il coro piccato. Chilometro e mezzo te vedi il coro piccato a finestra. Oh. Va cattubiano. Allora lui, caro da Dio, andava. Quando scuria così andava, innamorata sta donna, no? E vai e tal, c'è un dì, niente del coro. Un altro dì, niente del coro. Un altro dì, c'era passata la settimana, lui rivela la per 6 e 7 scurie così. E che si fin comprare un binoculus. Un binocolo in italiano seria che binocolo? Un bernacolo, sapere la cosa che è il nome. E infatti cialon. il cialon così te spiava e guardava niente sto coro. Se che me lo desiludio da vita, disanimato. Avellio. Si chiama Avellio. Avellio. Sì. E allora c'ha fatto che questa donna? C'ha là, passa 3-4 di lui capiva guardare. E la che mette sto il coro lo gassa là. E nessuno vedeva il coro. E la lo gassa là. E lui non lo vedeva più perché si era desanimato. Un dì gli ha detto, aspetta che gli dà una spiadetta, perché lei era furioso che il di là, che per l'amor di Dio, c'ha questo mestieramento al var, che era il coro. Opa. Oh, è andato il bagno, mezza ora, ma lui si è approntato, ma lui si è perfumato, ma lui si è... E che ha finito per shampoo che il di là. Ah, sì? Se no era sempre savone. Oddio, no? Ecco, c'ho il si è apparecchiato appunto proprio, e l'è andato. L'è andato quando le arriva a casa, che ne era a casa, che ne era a cantina, dopo che ne era su de sora. Sì. No? Le arriva, cioè, pam, 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 e la battessi. Credemelo, che l'altro l'era a casa. E a se aveva smentegato il coro in sulla finestra. Sulla finestra. E allora, tam, 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 tam. E la era là del quarto, e lui, il suo uomo, gli ha detto, senti tu mia gente che batte? E io gli ha detto, no, andiamo, non l'è nessuno. E torna, tam, 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 tam. Senti che gente che batte, lui no, e la no, non che nessuno, e vai e tira, e sì, non che ne, vai. E allora ha detto, setto che? Le anime di altro mondo. Che lui ha detto, sì, le anime di altro mondo, quando che dite sì, mia casa, mi sento battere diretto che il barugliolo. No. Ma allora ha fatto che? Asse mia miela, l'ha detto. Avate a finestra verde una sfesetta, l'ha detto. Anima... Almas, in português não? Almas de outro mundo. Diga adeus e vai embora. Meu marido está em casa. Esqueci o coro fora.
Lo Gavisa? Gavisa, piss in tubata. Deo. Dormio e pronto. T'ho visto? Insomma, che roba, Che rima che la Che tattica, che tattica, va bene. Maestro, Gesena indovinella. Sì, che se ne indovinella. Cosa è la? Come che se parla balanzo? Balanzo. Balanzo. In italiano. In italiano. Come che se parla questa parola in italiano? Allora per partecipare tocca scriverla nei commentari, no? Batti che si driu. Gnero 1000 persone o siamo da rente? Sì, da rente lì. Da rente 1000. Gioca male, vai, Gioca vai. male. 1000 persone di assistere alla nostra live, che spettacolo, che maraviglia, un ringraziamento a voi. Allora, Balanzo in italiano, in nome del supermercato polivalente di Santa Rosa, un struconasso a Bibbiano, ecco, e a tutti i Sofioi, la Sandra, e a tutti i clienti del supermercato polivalente o supermercato da famiglia. Continua essendo o supermercato da famiglia in Santa Rosa. Un struconasso ai miei parenti Marostega e Marostica de Santa Rosa, che ascolta il nostro programma. Abbiamo qua nella scianta un de Santa Rosa che partecipa. Proprio così. Va bene? Così sì. Abbiamo un video. Mi vuoi scartafaccio, vai che pieni Vai, qua. vediamo. Allora qua. Come altri potremmo parlare il nome di tutte le persone che si devono accompagnare, devono assistere, devono fare il filò. Scrivi il nome della città dove si devono accompagnare, devono assistere. Che allora mi le leso qua, capito? E il primo che mi fui leggere da Milano, Italia. De Milano. De Milano? Ecco. Devo accompagnare. Milano. Seara, Santa Catarina, Sarandì, Arvoresinha, Barracão, Benedito Novo, Sananduva, Santa Rosa, Guaporé, Marau, Praia Grande, Água Doce, Medianeira, Garibaldi, Lajeado, Progresso, Quilombo, Rondinha, Serra Alta, Flores da Cunha, Nova Bassano, Marmeleiro, Analisa, Itália, Nova Trento, Santa Catarina, Nova Mutum, Toledo, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, São Paulo, Nova Erechim, Pinto Bandeira, Campo Bom, Londrina e Palotina. Ehi, ascolta, quando metti un piccinino in cima del letto, gli fai una cunetta. E allora gli diceva, vai a cunare il piccinino. Insieme a un berso, in portoghese berso, una cuna, con 4 rodette fatto di stroppe, sì o no? Una cosa ben artesanale, e urte in al piccinin, va a cunare il piccinin, che allora il dorme con le rodette che sgrincea. anche. Stroppe, tutte pelate bianche. Sì, bianche, proprio così. Allora là l'era cunare, ma balanzare, vien che mi te... Sì, l'è facile. L'è facile. Chi Va che bene. non ha fatto quel lavoro là? Ecco. Va bene, ma Felix Karlinski è l'omenetto che ha guadagnato il giorno di Pupà, col Pupà che aveva più fioi, 15 fioi. Là de casca, un struconasso a tutti i polacchi, i polonesi, ecco, che si ha come Nagiria, Gauderia, entreverò, no entrevero, con altre etnie, che avevamo i polacchi, che avevamo allora gli alemani, che avevamo i brasiliani, che avevamo italiani e altre etnie che se quante a nostra regione. Devo vedere il video del nonno che ha guadagnato con 15 fioi un paro di stivaletti di Abaspan. Vai! Meu nome é Giovanni Decol, sou neto de Félix Karlinski. Mandei da promoção do Dia dos Pais, do pai com maior quantidade de filhos. E ele foi o ganhador, com 15 filhos, né? Um abraço a todos, um estruconaço. Vamos falar, um estruconaço manda tchau. Diz obrigado, pai. Diz obrigado, muito obrigada. Muito obrigado. Um estruconaço! A tutti gli altri. Ecco! È il nonno che lei deve ascoltare, tutta quanta la sua famiglia, Felix Karlinski, tutta quanta la sua famiglia, un struconasso. Noi adesso andiamo a Urussanga, a Nova Venezia, su Pardelà, da Rente a Crisiuma, dove che è qui il porto della Laguna, che si è fermato su Pardelà e che ha fatto storia e che mantiene sana e salva la nostra cultura. Nicola Gava, un grande amico nostro, che fa il baù comando tanto. Quando mi ascoltava la prima volta baù comando tanto, mi ho detto, ma perché che legame messo quel nome lì? Ma mi dopo che pensare tra di me, per dirla giusta, tutti ignoranti, todo ser umano tem un poco di ignorante, ossia tutto
tutti nós, altre persone, que avemos um pouco de baúco. Vera. Aquele assunto que você não domina ou que você não conhece, você é ignorante. Sim ou não? Vera. Ecco, no assunto eu sou ignorante, eu não conheço tal assunto. A medesima cosa ela è in italiano. Mi son baúco te che a parte lì. Son medo baúco, ma non tanto. Vuol dire, son baúco te che a parte qua, ma che sono tipo così. E il tuo satellite ha domandato alla maestra. Nene. La maestra del tuo satellite. La maestra che ha domandato al tuo satellite. Conta allora, che devi No, da te. vai. vai ti. E il maestro è qua, vai. Allora, La maestra che ha domandato al tuo satellite. Allora così. Quanti ovi zelo una duzia? Una duzia. Una duzia, quanti ovi zeli? E il tuo detto che pensai, ha detto che lui non sapeva. Allora ella, che come chiamata insieme, che Sì. ha detto come non te sei. E lui l'ha chiamata maestra, quante tette gala una porca? e allora? E allora ella neanche non sapeva. Ma neanche idea. Neanche idea. Allora, lui che ha detto a ella, te me gaccia papà io, ma mi te gaccia papà e tete. Ecco, che visto? Perché tutto non si sa, è proprio così Vero. la storia. Devo vedere Nicola Gava che il gala live adesso vende il giorno di sdotto, lui che parla, vai. Não percam nessa sexta-feira a live cultural Baúco Manotanto, direto de Uruçanga, Santa Catarina, a terra da uva Guete, do bom vinho. A live cultural começa às 20 horas pelos canais Nicola Gava BMNT, Facebook e YouTube. Não percam, direto de Uruçanga, a live cultural Baúco Manotanto! Beleza, maravilha, così assim, un struconasso, allora qui di Uruçanga, Nova Venezia, ecco, a Treviso, a tutti quanti di là, mi sono stato là a fare spettacoli, mi ha piaciuto gran tanto di essere insieme a questa... Ah sì? Sono andata a Treviso, sì. A Treviso? Sì. Vabbè. In Marasca. Siamo andati eh? insieme a suonare la via. Va bene, spettacolo. Femo una suonata? Sì, femo. Andiamo. La levanetta. Andiamo le a mie ballare braccia. chi? Sì, ciao, vediamo. Vai. Quattro cavalli che trottano sotto la timonella, butto venir mio bella, butto venir mio bella. Quattro cavalli che trottano sotto la timonella, butto venir mio bella. Sulla riva del mare, che bella notte che fai in barchetta, si va a far l'amore con te. Che bella notte che fai in barchetta, si va a far l'amore con te. Andiamo a ballare così. In riva al mar si pescano le sardelle, sono lucenti e belle, sono lucenti e belle. In riva al mar si pescano le sardelle, sono lucenti e belle, come i tuoi occhi per me. Che bella notte che fai in barchetta, si va a far l'amore con te. Che bella notte che fai in barchetta, si va a far l'amore con te.
venne alla tua finestra, Bruna, oh mia bella Bruna, pianciaro dei la luna, pianciaro dei la luna, venne alla tua finestra, Bruna, oh mia bella Bruna, pianciaro dei la luna, andiamo a fare l'amor. Che bella notte che fai in barchetta, si va a far l'amore con te. Che bella notte che fai in barchetta, si va a far l'amore con te. Venne alla tua finestra, Bruna, oh mia bella Bruna, pianciaro dei la luna, pianciaro dei la luna, venne alla tua finestra, Bruna, oh mia bella Bruna, pianciaro dei la luna, andiamo a fare l'amore. Che bella notte che fai in barchetta, si va a far l'amore con te. Che bella notte che fai in barchetta, si va a far l'amore con te. Você está trabalhando, assistindo, ouvindo música, ligando, enviando mensagens. E nós estamos com você. Nas inovações, nas descobertas, nas informações. E nós também estamos com você. A Dionet Telecom. Manter você conectado é o que nos move. A hora mais gostosa do dia, para nós da Aurora Alimentos, começa na sua mesa. No café, lanche, almoço e no churrasco, se tem a marca Aurora, tem qualidade, respeito e dedicação. Temos orgulho de ser mais de 100 mil famílias que diariamente levam à mesa de consumidores do Brasil e do mundo alimentos de excelência. Temos orgulho de ser cooperativa. Temos orgulho de ser Aurora, a hora mais gostosa do dia. Acabe com o problema de pulgas e carrapatos da sua casa com Bravecto. Dura até 3 vezes mais em cachorros e gatos. Volia saber di più sulla doppia cittadinanza? Officio Fornari. Diritti per discendenza, passaporto libero, andare d'estate, lavorare, studiare, lavoro militare, salute, previdenza. Brasiliano per naturalità. Italiano per diritto, via la doppia cittadinanza. Informazione 54 9 9996 5178. Fornari Cittadinanza de Sarandi, Rio Grande do Sul. Somos a Buffon. Atuamos no segmento de TRR com a Petrofácil e a Petrogás, no ramo de combustíveis de aviação com a Volare e nos transportes com a Sólida. Somos a primeira empresa do segmento a ter certificação de compliance. Somos feitos para todos, da cidade ao campo, da rodovia ao aeroporto, do produtor à indústria. E você faz parte da nossa história.
A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Che spettacolo, ecco. E noi torniamo con la nostra live e il nostro filò italiano virtuale. Serafina Correa, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul. Questo che parla è Edgar Locatelli Marostica, va bene? E noi quasi tutti i marti femo un poema, una poesia. Mi piace gran tanto, particolarmente, parlare del prete Joan Leonir dall'Alba. Il poro prete, ma avevamo canzi e avevamo un strafulmine di compositori, di scrittori, di persone che mantiene il nostro italiano in tele poesie, ritratta storie, acontecimenti o ritratta la realtà della nostra gente, più che sia di nostri contadini, della nostra gente dei tempi passati, va bene? Allora, del poro prete Joan Leonir dall'Alba, di Anna Rec, di Fra Caxias e Fra San Marco, la sua famiglia è ancora lì. Mi credo che vuoi tanto bene a sto poro prete che avaria caro finché fosse un santo, perché mi caratterizzo con lui, mi mercato tanto lui, e quando parlo delle sue storie mi commuovo. Vivo un momento tanto differente. E allora, di come si è fatto i nostri vecchi pionieri, di come si è fatto i nostri vecchi pionieri. Forse via in Italia, prima di una crisi, di una situazione complicatissima, che fosse benestanti, a che c'era una povera gente, ma poveri, che arrivava a Porto Alegre per via delle imbarcazioni, che proprio de far pietà, e che fava pietà, proprio così. Poi di grammi, alcuni che diceva, ma altri fin rabbiai che diceva dopo il governo, che spendeva tanti fiorini chiamando in Brasile sta grande quantità di poveri strazioni. Decide stare in Brasile e che viene gente in Italia, poveretti come i ragni, con poca cultura, mettete al posto dei brasiliani. Sarà che siete benvenuti o no? Come noi altri adesso, per questo momento che siamo di passare, che vengono haitiani, che vende altri migranti. E c'era mia poveretti che basta qua in questo paese di schiavi? Sì, dei schiavi. Gente che patia, che aveva paura di tutto, ma il governo sì, stavolta, e che ha visto rento. Credo che, come diceria mio nonno, un palmo davanti il naso. Perché che gente era là, quei che veniva in Brasile? Sta gente si può areta, pesai, come una bandiera, senza schei,
ma con fame. Sì, con tanta fame, ma ascolti bene, con sangue, con anima, sarvei, proprio in bottiglia che c'era la sapienza. De gente soffresta che ha patito tanto, che ha passato una civilizzazione. Speranza, che n'era tanta. Sti anni i nostri antenati, i più vecchi, voglia di lavorare sì, di star meglio e progredire, di cattare un posto nuovo, sì. Non sono mia brasiliani, no. Neanche alemani, no. Sono poveri, sì. Incamminai per essere quel che siamo, da dove che veniamo, dei monti della Serra, poaretti e una volta che diceva pore bestie. Sì, diceva pora bestia a una persona. E ha detto anche a lui, se no anche che siamo lavoratori, lassù moriria da fame in Italia. Tanto pedo sti poarettuni che noi s'altro che cantar e bever vin, caso proprio così i pensieri diceva. Ma invece chi che sapeva? Chi che se la immaginea? Sotto quella cendre smortia di vecchie robe sbregae e spusente che c'era un stisson in pia. Le sol starghe farghe vento e darghe terra, sappa e manera, che in meno di 5 anni quei pori vecchi italiani gli ha fatto miracoli veri sui monti e le sassere, gli si diventai siuri, magari a forza di darghine, alzandosi al canto dei gai, lavorando del sol alla piova, al fin de sera col chiaro della luna, sparagnando sul mangiar, sparagnando sul vestir, tamanchi, sinele, come i porigrammi, con le robe più grossiere che te puoi immaginare, quei creppi in te piedi, ma fandosi tutto, e se fea tutto casa, pur de sparagnare, senza il luscio, i lussi te a casa, senza mai spendere un fiorin, un soldo, che non fosse misurato. Signori, sì, signori, e se proprio diventai sol polenta, fasui, tanto poco companadego insieme con la polenta, salata, radici, seule e polenta, dei fiorini al sacco de miglio, 3 fiorini al sacco de grano, subito messi sotto il paion, guarda che costumo, a sconderli anche fin sotto il cappello. 2 in co, 3 doman, vedrai che doman pi doman i si è fatto siori, perché gli ha pagato tutti i debiti. I si diventai sì gran paruni. Guardate tusi, diceva il vecchio, che una casa bella e grande non veda mia de mangiare. Bisogna lavorare. E a forza di sparagnare, e a forza di pesi portare in schiena, cali in teleman, levarsi su buon'ora, dar de scartosar alla sera. I si è fatto l'uri paruni del suo e si è fatto gran siuri. E la cucagna che se venesti in cerca, chissà la che avevamo cattata noi altri, per seconda, terza, quarta o quinta generazione. E dopo 10, 20 o 100 anni dopo, maravigliai anche degli alemani che sono stati migranti, cantea lode ai migranti, lode al Signore. Anche gente del governo, vedendo truppe, carghieri,
portando biave, paesi, disea contenti fra de luri, quattrini ben spesi, quala ora con sudore. Si sono fatti con onore, con la sappa, col roncon, con la falsa e col martel, sia Ferreri o anche Marangoni, quei mulini con le seghe, quei carghieri o con le carrette, sì con le rosse, quei vignai, sia proprio postai i capi delle nostre famiglie. E stai loro da fare invidia. Che famiglie grandi e belle di 8, 15 o 20 fioi? Così si era fatto la gente di oltremare che si arriva qua in America. Salutiamo i nostri vecchi con il pane e con il vin, con le industrie, con il paese o con le città. Ora è un popolo stragrande, brasiliero tutto quanto, ma italiano nello sangue. Grazie ai nostri vecchi, ai nostri antenati, ai nostri migranti. Tanto e tanto vi ringraziamo per virtù, qualità, brai, bisnoni italiani, capi delle nostre famiglie, patriarchi destiani. No altri, se avemo la cucagna, se vivemo bene ancora, è perché qualche dunga sparagnà, qualche dunga tacconà, qualche dunga mettesto via e qualche dunga vivesto malamente per poter mantenere la sua famiglia e assarmi a noi altri. Allora la cucagna che si venisse in Brasile torna la che avevamo cattata a noi altri. Vuoi mandare un struconasso a quei de Santa Rosa, polivalente supermercato, nostro patrocinador? Ecco, a famiglia Deitos, e adesso andiamo a vedere Wilson Sembranel, presidente dell'associazione Cultural Brasil-Italia di Santa Rosa, cosa che il di dirmi. Vai! Buonasera Marostica, è un piacere essere nel tuo programma, Il Filò Italiano. Mi sono Wilson Sembranel, presidente dell'Associazione Cultural Brasil-Italia di Santa Rosa, della nostra etnia italiana di Santa Rosa. Entro il terzo mandato consecutivo, tanto per forza della pandemia. La nostra associazione è stata fondata in 1992 e nell'anno 2002 abbiamo cominciato a fare la nostra casa. La casa è entro il parco d'esposizione nella piazza delle Nazioni insieme con le altre etnie. Questo è il primo pavimento con capacità per 250 persone. Questo è il secondo pavimento con capacità per 350 persone sentate. In alto il mezzanino. Per essere soci basta pagare la tassa di 2 salari minimi regionali. Non si cobra, qui non cobriamo mensalità e neanche annuità. Le nostre attività sono sempre al giovedì, il secondo giovedì del mese, con una cena in italiano sempre fatta per 2 o 3 coppie di soci. Abbiamo il programma della etnia italiana, il nostro programma Nostra Italia, Nostra Gente, che il mese prossimo completa da ormai 26 anni. E anche la scuola di ballo, la scuola di lingua italiana con 3 turni ognuna, e adesso per la pandemia sempre online. E abbiamo anche il gruppo di cantoria italiana, il Brasil Italia, con tutti gli strumenti di quali anche io faccio parte. Grazie Marostica per l'invito nel tuo filò. Noi torniamo. Mi sono gran contento perché abbiamo un'audienza grande. A colpi mi domando come che abbiamo un'audienza grande così. Ma tutto questo noi vedevamo a volte che compartirei, che passare avanti, scompartirle a me o cosa che ne. Te puoi scompartire, passare avanti. Vuoi mandare un struconasso a mio zio Wilson Vettori e alla zia Irene, che è alemana,
a cena tedesca. Quer dizer, Illinois, Estados Unidos, Dio assistimos, não tem fronteiras, né? Essa é a parte boa, graças a Deus. Allora noi siamo intorno di 1000 persone, Dio assistimos altri, 1000 cellulari, vero? Telefonini. Ma cada famiglia 2-3 Dio assistirlo, ora che ne 3-4 mila persone, Dio vede meno altri adesso. E un che passa per quell'altro. E di mano dopo ne ho 20, 30, 40, 50, 60, 100 mila persone che vede la nostra live. Questo è fantastico e bellissimo, mi è vero? Vero. Devo suonare ancora? Zero inudrio parlare da Patrícia Vargas. A Patrícia Vargas é uma fera, né? Na guita, né? Na guita, uma fera. Muito bem. Ela participou na live passada, conheci a família dela, que é de Sertão, de Getúlio Vargas. Então a gente forma parcerias, amigos que compartilham e levam adiante o nosso trabalho. É isso que faz, talvez, o nosso sucesso. E nós temos a alegria de dividir o palco também com a Patrícia. Com a Pati? Juntamente com a Fofa Nobre, a Amanda Tomé e a Mari Mussoi no grupo de Alpargatas. Mas, peraí, então é um grupo de meninas? Só mulher. Só mulher? São 6 mulheres. Vamos lá, quem são? O nome de todas, vamos ver. Nós duas, né? Paloma Trevisan, Luciane Staub. A Miqui. Miqui, pra quem não sabe, foi a adaptação do bichinho que dá coceira, né? Quem já se enrolou na grama... Mami mas é miquinha. Miquinha de laranjeira. Partiu daí. Saiu daí? Saiu daí. É diminutivo? De pequenininha? Sim, de incomodativa, no caso. Tem que incomodar mesmo. Não, e tu sabe que... Você é pequenininha, mas você é uma pessoa especial. Muito obrigada. Especial, pode ter certeza. Olha, eu te ouvi, prestava atenção você cantando em italiano. Você tem... A professora é boa, viu? Aí que tá, parceria. Ela disse, Miqui, pra cantar em italiano, tu tem que pronunciar como é. Uhum. Então a gente chegava a tirar as músicas italianas, eu escrevia da maneira com que eu ouvia. Opa! Pra pronunciar. E isso facilitou um monte. Muito bom, muito bom. E a bom. Palomita sempre no costado. É um prazer, né, pra mim. Pra mim também, Olha só. Quem mais? Então, a Patrícia, né, que é a nossa guitarrista. Temos a Fofa Nobre, que toca... Como é que é o nome? Fofa Nobre. Fofa Nobre. A Fofa Nobre, ela é professora no núcleo da Fábrica de Gaiteiros do Renato Borghetti, lá em Guaíba. Eles fabricam a gaita ponto, e cedem a gaita para os alunos que vão fazer a aula com a Fofa. Olha só. Temos também a Mari Mussoi. Querida Mari, que é cantora da banda Chardonnay de Caxias do Sul, toca violão e canta uma barbaridade. E a Amanda Tomé, que é lá de Passo Fundo. Toca acordeon, contrabaixo, canta. Bom, eu vou prometer para vocês que quando terminar essa pandemia, se vocês aceitarem, é claro. Já aceitamos. A gente tá que nem querosene, tu riscou um fósforo, já pegou lá. Fogo, fazer uma live com todo o grupo. Claro que Mas sim. em Bento Gonçalves. Fizemos. Fazemos em Bento Gonçalves, né? Lagnevin, Lagneua. E a gente trabalha também com esse repertório ítalo-gaúcho, né? A gente tocou na abertura da Vindima. Então, as gurias, além da Paloma, a Mari Mussoi, tem essa veia italiana. A Patrícia gosta muito de uma polenta, né? Ah, vá! Ela não te contou? E quem não gosta, né? E quem não gosta, muito bem. eu. As meninas também, no final da live, vão fazer uma música de autoria. Sim. Isso? É surpresa, né? Até o final da live. E o que é que nós vamos apresentar para o público agora? Vamos fazer o Vecchio Trivelin? Maria Santa, eu vou sair fora, vai! Il vecchio Trivelin delle volte se cattiva e va su per la riva a cantare mandolin. Il vecchio Trivelin delle volte se cattiva e va su per la riva a cantare mandolin. No, 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 no così non dà. Il vecchio Trivelin ormai le macchiapà. No, 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 no così non dà. Il vecchio Trivelin ormai le macchiapà. Quello vecchio Trevisan.
La vecchia Trivelina, la vita curta, ancora la insulta il vecchio Trivelin. La vecchia Trivelina, la vita curta, ancora la insulta il vecchio Trivelin. No, 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 no così non dà, il vecchio Trivelin ormai le marcia fa. No, 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 no così non dà, il vecchio Trivelin ormai le marcia fa. Il vecchio Trivelin ormai non suona più quella bella musichetta lenda Bazar Gesù. Il vecchio Trivelin ormai non suona più quella bella musichetta lenda da Gesù. No, 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 no così non dà, il vecchio Trivelin ormai le marcia fa. No, 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 no così non dà, il vecchio Trivelin ormai le marcia fa. Che spettacolo, che meraviglia! La vecchia Trivelina, meglio che no, né? Meglio che no. Meglio que não. Aurora Alimentos. Já experimentou as delícias Aurora? Elas fazem parte da melhor hora do dia, nosso patrocinador oficial. A Dirnet, provedor de acesso à internet com tecnologia fibra ótica. Bota Super Leve Baspan. Pian Alimentos, ração para cães e gatti e pesce com altíssima qualità e alta conversião. Fate da vodka Raiska, vodka che fa. La meglio caipirinha. Ma adesso che mi inventare un'altra. Meio caipirinha. Ecco, Paludo Moda e Estilo. Guarda che camiseta, eh? Guarda che bella camisa, eh? Te sei un modelito? Marti che viene vuoi lavarmi pulito per vedere se il mercato è bello anche quel rento te a camisa. Che avevo capito? Dê valore ai nostri patrocinadori. Paludo Moda e Estilo para calçar e vestir tutta quanta família adesso con la coleção Primavera-Verão. Maravilha. Rede de Postos Buffon. Pensa bem quando tiver abastecer. Pensa te dando antes. Rosélio, un grande strucon a ti, a tutta la tua famiglia, a tua fradeia, a tutti i collaboratori. Mi varia caro de saber quante persone che se collaboratori da rede de postos Buffon. Rosélio, se te potessi mandarmi adesso per non divulgar qua, quante persone mi avevano? Avevamo Fornari Cidadania Italiana de Sarandì, potuto essere doppio cittadinanza, ossia doppia cittadinanza, dupla cidadania, ou seja, brasileiro e italiano, muito bem. Sarandì avevamo escritório, ufficio Fornari de Oscar Fornari. Modelo Penei de Bento Gonçalves di Manva, autore Peneia, Bento Gonçalves, vero Roger? Proprio così, tá lá a famiglia Cecon. Avevamo Polivalente, supermercado, lá de Santa Rosa, che spettacolo, che maraviglia. Avevamo anche Bravecto, questo prodotto qua, che mantiene i puldi e i carapati per 90 giorni dei cagnetti. È l'unico del mercato. Cliniche veterinarie, pet shop e agropecuarie, case del ramo. Va bene così. Che li tieni distante dei can, non che li mantieni distante. Ma ho detto che mi? Che li mantieni dei can. Si mantiene distante. Si mantiene distante dei can. Sì, distante. Sì, no, distante. Né da rente né distante, no che viene. No, Va bene. Ascolta bene. Cosa? Ascolta bene che storia qua. L'orivo, il frotto la gente. Sì, e piace, no? Mi piace il frotto. Allora, quando che mi conto una storia, una frotola, mi vedo tutti. Mi vedo personaggi, il posto, la casa. Qualche cosa che mi parlo mi vedo, ti anca. Sì, se che è il pensamento, quella immaginazione. Alla immaginazione. Sì. Allora che ne era due tosatei, che era dispettosi, ma dispettosi, era Pieretto che aveva 10 anni e Carlin che ne aveva 7. Ma il pedo proprio era Carlin. Pedo di quel di 10. Sì. Allora mi ganò 2. Ma il pedo è quel piceo. Il pedo è quel piceo. Va bene. Allora questi due tosatei era massa dispettosi. La mamma non era buona a dargliene fuori. Ma torniamo in drio, ti maestro. Torniamo in drio, metti vedere 40, 50, 60 anni. E il pupai a mamma, quando aveva 2 fioi dispettosi, in delinchia. In cerca di chi per aiutarli. Quando non poteva pinde a parlare col prete. Che hai indovinato. E è andata la mamma a parlare col prete e le ha detto: guarda prete, mica 2 tosati.
Ecco, allora go Pieretto e go Carlin. E i matti, mi non sono buon da fuori. Ma go Carlin, che lei il demonietto, te taquare, non sono buon far che a vita. A parola... Lo cifro. Lo cifero. Dei cerca cosa che lei è un cifero. Lo cifro quel piccino. Lei era il pedo di tutti. E allora il prete gli ha detto, va, fa cosita. Sito buona menarmeli qua. Ma neanche se te vuole. No, come no? Ma sito, ma mi non va mai in volta con tutti e due. Ma perché? Perché se uno non so buon dagene fuori, calcola mi sair di casa con due. Allora ha detto, e lo quale è il pedo? Le Carlin. Carlin è il demonietto. Allora il prete gli ha detto, portami qua Carlin. Lasciamelo a me. Ben, e allora non ha detto niente casa, data casa che ha detto, Carlin, una ora di queste mi va in paese, comprarmi un per di cose, a te vieni insieme. Subito, no, lui. Allora va dote il tank e desruffete ben due piedi, lavete a testa, cavete due roba e lavete ben, e pareggiate, metti su a roba di festa, perché che non era a roba di festa e del lavoro. Sì, ecco. proprio. Allora è andato dove, allora che n'era il tank che l'era fatto di cimento, i carcagni si sfrega insieme al cimento, sì, per cavare via la ruffa, no? Sì. E sfrega un netto su pa e onde si rapposta bene. Ecco, allora andiamo al paese. E a comprare quel che aveva comprato, che ha dato una acquetta dolce. Ma dopo lui neanche non si aspettava. L'aranzigna o capilè? L'aranzigna. Ecco. L'aranzigna che c'era fatta con... e che fa un buso con ciodo. Tampigna. La tampina dopo te ciucei 2 ore. Ecco. E a mamma che ha fatto tutti i gusti sui di lui pur che stesse bene. E là da una santa che ha detto, demmi insieme a Cesa, che mi gode pregare un per di Ave Maria papora nonna. Ecco, allora andate a Cesa, là da una santa il prete combina qua vecchia, e lei capita il prete. Allora che ha detto il prete le arriva da rente. E lo chi questo qua? E lei ha detto, le Carlin. Allora caro Dio. E il prete le arriva da rente che ha fatto diverse domande e lui risponde. E il che rispondeva, ma è il tremea. Perché una volta no, i piccinini si avevano paura. La suddicione del prete che parla l'amor di Dio. E il prete? A polizia. A polizia. E il dottor. E il dottor. Dare al Ma dottor. signor vede un uomo di bianco era come vede il demonio. Sant'Antonio. E punture. Sì. Insensione su il corpo. Per amor di Dio, no. Allora il prete matto per ciapparlo per il col, ma non il pol. Allora gli ha detto, Carlin. E il Carlin basta che il tremea come una foglia. Come una foglia, no. E il Carlito, Carlin. E non levanta sulla testa bassa così. Carlin. Dove sei lo Gesù? Basta la testa. Non risponde. Non risponde niente. Non risponde niente. E il tremea. Carlin. Dove sei lo Gesù? E Carlin. Non risponde. Carlin, ti domando solo un'altra volta. E a mamma non parla niente. Dove sei lo Gesù? Carlin lo guarda così te. Fuori la porta. Ma come un sciantiso. Dato dritto a casa. 3 chilometri. Ma senza guardare in ma drio. senza guardare in drio. Colei arriva a casa. Che Pieretto lo ha visto. Pieretto lo vede che viene e lui. Pieretto! E allora Pieretto, che Carlì? Pieretto! E il prete che picca a Gesù! Le due sconfiacche mie Dio che avevo portato via! Quando che se ga il dispetto, se ga il difetto. Quando se ga il difetto, se ga il dispetto. Allora succede adesso che questa storia qua. Quanti casa che momenti quando si visto una mente, vero? Delle storie dei piccinini. Dei piccinini che si ha della paura. sudizione, della vergogna. Anche di che 3 cose che abbiamo detto, del prete, della polizia, del dottor e anche del dioletto. Se abbiamo paura. Del Massariol. Sant'Antonio. Perché la mamma mi diceva, il Massariol 28 stasera. Sì, vieni a parte. Vieni a parte. Non sti fare tal cosa perché stasera il dioletto viene a parte. Sì.
E anche le persone che erano morte se che ha paura. Ma também i pivetti, certo cosa che fa? I contea che quel si è fatto vedere, si è fatto sentire. E se te fai qualcosa, qualche dispetto, e vieni a tirarti le gambe. Ma non anche i piccinini si andano a dormire col corazon in mano, col cuore in mano, da Sì. paura che si aveva. Proprio vera. E dopo che ne era sempre quel vantaggioso, ne era sempre quel che contea. Che ha visto. Cose che aveva mai visto. Mi è Mai vero che sei visto, così? ma con te che le ha viste. Ecco. Ascolta, tosatei in italiano. Allora chi che fa a parte lì? Chega mais Opa! Gaudério da Querência. Prima voy parlare città che si devono acompanhar. Encantado, São José do Ouro, Horizontina, Pato Branco, Formosa do Sul, Jaína, Antônio Prado, Coronel Freitas, Dois Lajados, Farroupilha, Joaçaba, Chavantina, Xaxim, Serafina Correia. Sto conoscendo speciale. Anche quelli di Serafina. Tailândia, Pará, Vila Maria, Montenegro, Porto Alegre, Pedrinhas Paulista, Canos, Nova Alvorada, Canos. Lo che Canos? Da onde che le Canos? Paraná, mi dico lei, né? Ah, Paraná, Canos. Carazinho, Mussum, Modelo, Santa Catarina, Pato Bragada, Paraná, Shoppingzinho, Campo Novo, Vista Alegre, Roca Sales, Eldorado, Ipumirim, Esteio, Garibaldi e Santa Maria. Mas ah. E qua un pochettino ancora. Parlando Cosa te in italiano? Santa Maria, quarta colonia. Qua nella scianta vediamo cosa chi sa far là. Ma era un maestro Ferro. Proprio vero. Ecco. In cui abbiamo tu in italiano, è vero? Gisè o no? Sì, che sei? Gisè tu sa in italiano? Sì, che sei Lucas Lorenzet, Andreola di 3 anni, il che ha fatto il video, il che ha fatto il video insieme con la nonna, che le fiole, Lucas, le fiole di Felipe Andreola e da Eloise Lorenzet. E allora c'è il video che ne ha sua nonna che si chiama Adelia Lorenzet in Barra Seca, Paraí. E andiamo a fare una live anche a Paraí con per Sì, di mano dopo andiamo fuori di qua. Ecco. Pareceve il vostro paese che saremo là a fare la live. Andiamo a vedere tu sa te, vai. Io vi fa far che? Pudding. Ti piace lo pudding? E allora catta su Juvi e contili. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ti piace lo pudding? Vediamo tombo il pudding. E femo come? Contar fino in 3. 1, 2, 3. Aiuta. Conta. 1, 2, 3, 4, 5. Sarà che ha dato giusto? Sarà? Oh, che bel pudding! Camanada, Tusi. Che bellezza! E poteva mia mancare il budin là a Paraí, mia vera? Paraí che è il festival del È budin. un struconasso a tutta la famiglia. Ecco, e a tutti quei che partecipano di Tosatei in italiano. Come fare? Vera. Bisogna fare un video con il telefono buttà. Sapete cos'è il telefono buttà? Non intera, cosita, ecco, non in pie, buttà e mandare per il numero 5499909 5476, capito? Mandai il video e non un video lungo di 2-3 minuti, 1 minuto, 50 secondi, 40. Ecco, l'involta. Cose basiche, sguette, Ecco. rapide, E piccole. dritte, nette, Dritte, nette, scette, Ecco. proprio così. Noi altri italiani qua de Serafina abbiamo anche un programma di radio italiano a Guaporé al sabato dopo mezzogiorno, della radio liberale di Guaporé al sabato dopo mezzogiorno, della Meda fino alle 3, della Odissea FM di Serafina a 30 passa anni, insieme con il dottor Paolo, ecco, e con l'equipe, con Gelso Valare, delle 9 fino al mezzodì e anche in cadena con la radio 96.1 di Veranópolis, la radio Comunità FM di Veranópolis. E anche abbiamo un programma in italiano durante la settimana di 2 ore pronto, che chiama Enlatado. È un programma pronto, totalmente editato, che lo mandiamo fuori in quasi 40 emissioni di radio. Abbiamo anche il dizionario portoghese-italiano del Poro Darcy Los Lusato, vero? Che costa 150 reali. L'è un dizionario del italiano. Del italiano, quel che parliamo, come scriverle, tutto là. Sai, ecco, là c'è il dizionario dell'usatolo. Proprio vera cosita. Ecco. Ma noi altri che abbiamo curiosità dentro il nostro programma. Lei di là, Il popolo veneto si salutava con ciao.
sia quando che arrivava e sia quando che andava via. Era ciao. È un costume in Italia, i veneti. Quando arriva dice ciao e quando va via anche dice ciao. Non altri qua nel Brasile diciamo ciao solo quando andiamo via. Allora non abbiamo di essere compagno dell'ori là. No, l'ori là è una vita. Non altri è un'altra. Ma rispettiamo questo conoscimento. Perché, cosa voglio dire allora il ciao? Il ciao te vuol dire quando che ti arrivi. Quando Edgar arriva a casa tua. Ecco, dice ciao. Ciao. Ecco. O anche quando che va via. Sì, dice ciao. Ecco. O dice che ho bisogno di qualcosa. E il ciao vuol dire che ho bisogno di qualcosa. Ecco, così. E quando che mi va via ti dico a te ciao. Ciao. Ecco. Ricordati che se te hai bisogno di qualcosa, mi sono a disposizione. Va Ecco, bene? sì. Perché capito, Ciao, no? sì. Ecco. E il ciao è profondo, è di amicizia, è di una persona che va a cattare che altra, è di un amico, è di una famiglia, è la grandezza del popolo veneto. Vera, Mi è vero? proprio vera. È importante anche, non so se dopo che sei a scuola anche, del ciao, la forma che si scrive il ciao, forma. Allora è una maniera rispettoso, generoso, amoroso, unito, da stare insieme, da volersi bene. Questo si vede ancora tra i veneti in Brasile, come anche i discendenti di quelli che vengono via d'Italia. Allora, con una lingua che sia o dialetto o sia italiano, che in cui si dice italiano, è importante, è commerciale e internazionale. Il ciao è la saudazione, si dice, la saudazione più utilizzata del mondo. Ma va? Sì, vera. Del mondo. Del mondo. A Del ciao, mondo. sì, è antica e si adopera in tutto il mondo. Anche gli inglesi? Sì, anche inglesi. Beh, noi anche avevamo un cristiano, un amico nostro, che è Franco Saccardo, e lui viene a spiegarmi ben piccoletto sopra il ciao. Metti sulla, vai. Ciao, ciao, ciao a tutti! Quante volte sei che abbiamo ascoltato questa parola qua? Ciao, bella ciao, ciao amore. Ma quale è il significato? E dove c'è che ha origine sta parola qua? Guarda, ascolta. Per secoli, in quella straordinaria città costruita sopra l'acqua, la gente di tutte le classi sociali la si salutava dicendo ciao. Sta parola la voleva dire servo, ma la era più che altro un modo di creanza e rispetto per dire sono a tua disposizione. Drioman, coi secoli, il termine sciavo, è diventato ciao e in ultima ciao. Al di un costo, saluto è doparà in tutto il mondo, dall'Italia alla Spagna, dal Portogallo alla Germania, alla Francia, alla Turchia, all'Europa orientale, a Russia e a tutta l'America Latina. Lo sapevi tu? La Repubblica Veneta, la sta la Repubblica più lunga della storia dell'uomo. Niente maraviglie che ciao e sia così diffondesto. Hai visto allora l'origine della parola ciao? Dalla lingua veneta, dai nostri veci veneti. E cosa sai che vuol dire? Mi sono a tua disposizione. Che cultura i nostri veci veneti. Ciao, ciao a tutti. Va bene, e gli mandiamo un saluto a Jacka Piccini. Geraldo Piccini è conosciuto come Jacka Piccini, un struconasso a lui, a tutte quante le famiglie, che siamo parenti, ecco. E a tutti quanti i serafinensi, a tutti quanti della Serra Gauscia e a quei che scompartisse, quei che porta avanti, che mantiene, dice assim, che dice così, paremo avanti Marosa, che tutti quei che si fuori i può assistere. Abbiamo gente di Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Spirito Santo, diversi stati del nostro Brasile, che sono italiani e che ha caro di ascoltare, perché quando mi ascolta e si sente a casa, quanto tempo che non si sentia sta gente parlare in italiano. Ancora è il giorno del gaitero. Sta ligata, eh? Saluto a tutti i gaiteri! E anche alle gaitere! I suonatori di fisarmonica. Maria Santa, eh? Si chiama così nella sì, via la d'Italia. fisarmonica. Ecco, proprio così. vera. Stiu bene? Sì,
Tutti sani. Hai visto ciò da Sì. imparare? Tite che ha detto che tocca mandare un saluto a chi è prima? Ah, sì. No, bisogna di parlare che il giorno 20 viene la live. Chi che vuole accompagnare un pochettino di più del nostro lavoro con la musica. Giorno 20, in che canale qui? Facebook do De Alpargatas e no canal do YouTube a partir do meio-dia, dia 20 de setembro, dia do Gaúcho, live com o grupo De Alpargatas. Della domenica. A domenica, mezzogiorno in punto. Allora, quando noi finimmo il programma La Voce del Veneto, veramente italiano, smorsiamo tutto e si intacchiamo con voi altri. Va bene? Va bene, va bene. 20 de setembro, vai essere a base da música gaúcha, é isso? Sì, sì. Muito bem, que show. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. grazie. E adesso cantiamo o quê? Piano. Temo una vanera. No, piano. Noi anche abbiamo tanti alemani, tanti tedeschi, ma puoi farne due anche se volete. Sì, fermo allora. Può essere. Che ora siamo ancora? Le 9:30, un poco più. Poco. Bom, femo quella là dei tedeschi. Sim, andiamo a cantare O Isabella, O Vicente Pistu. Com'è che è? O Isabella, O Vicente Pistu. Isabella, como non tu és capivo bonita. niente, ma è isso aí mesmo. Isabella, como tu és bonita. Ah, oh Isabella! Vai! És bem bela. Vai! Sie lässt mir keine Ruhe. Und wenn sie dann zu Hause kommt, sie schließt die Türe zu. Sie lässt mir keine Ruhe. Und wenn sie dann zu Hause kommt, sie schließt die Türe zu. Oh Isabella, oh wie schön bist du. 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 Ein heißer Kuss, ein süßer Kuss, das wird doch gar nicht schlecht. Und wenn sie dann so süßer Kuss, das war doch mir nicht weg. Oh Isabella, oh wie schön bist du. 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 Ecco! Andiamo a cantare dopo. Você está trabalhando, assistindo, ouvindo música, ligando, enviando mensagens. E nós estamos com você. Nas inovações, nas descobertas, nas informações. E nós também estamos com você. A Dionet Telecom. Manter você conectado é o que nos move. A hora mais gostosa do dia, para nós da Aurora Alimentos, começa na sua mesa. No café, lanche, almoço e no churrasco, se tem a marca Aurora, tem qualidade, respeito e dedicação.
Temos orgulho de ser mais de 100 mil famílias que diariamente levam à mesa de consumidores do Brasil e do mundo alimentos de excelência. Temos orgulho de ser cooperativa. Temos orgulho de ser Aurora, a hora mais gostosa do dia. Acabe com o problema de pulgas e carrapatos da sua casa com Bravecto. Dura até 3 vezes mais em cachorros e gatos. Volia saber di più sulla doppia cittadinanza? Officio Fornari. Diritti per discendenza, passaporto libero, andar d'estar, laurar, studiar, lavoro militare, salute, previdenza. Brasiliano per naturalità, italiano per diritto, via la doppia cittadinanza. Informazione 54 9 9996 5178. Fornari Cittadinanza de Sarandi, Rio Grande do Sul. Somos a Buffon. Atuamos no segmento de TRR com a Petrofácil e a Petrogás, no ramo de combustíveis de aviação com a Volare e nos transportes com a Sólida. Somos a primeira empresa do segmento a ter certificação de compliance. Somos feitos para todos, da cidade ao campo, da rodovia ao aeroporto, do produtor à indústria. E você faz parte da nossa história. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Ecco, maravilha. Ma no altri adesso, ritornando, andiamo a regione della quarta colonia. Santa Maria, che è la città grande, il centro del nostro Rio Grande, è vero? Luis Pivetta, un grande amico nostro, e Tomás Bortolussi, è della coordinazione del 35ª settimana culturale italiana del Valle Veneto. Valle Veneto, che bel nome, che bel nome. Andiamo a conoscere un poco di questo distretto turistico della quarta colonia della immigrazione italiana del Rio Grande do Sul. Andiamo a sentire questa gente cosa che ha da dirmi, vai. Buonasera Marostica, buonasera a tutti. Estou falando da quarta colônia imperial do Rio Grande do Sul. Vale Vento, mais especificamente, é um distrito de São João do Polesne, na qual há 35 anos nós, aqui na quarta colônia, fazemos a Semana Cultural Italiana
e o Festival Internacional do Inverno. Nesses dois eventos que o nosso patrono, Padre Clementino Marcusso, iniciou por volta de 1985, para que a gente resgatasse os usos e os costumes e as tradições italianas. E esses dois eventos tiveram tanta importância que hoje, neste ano, eles passaram a fazer parte do calendário oficial do Estado do Rio Grande do Sul. Aqui nós nós valorizamos a música, a arquitetura antiga, a gastronomia, a dança, os desfiles. Tudo é feito para que nós sintamos realmente descendentes e participantes dessa cultura encantadora, que é a cultura italiana que nossos imigrantes trouxeram. Vale Vêneto sempre está de braços abertos para recebê-los. Então, lembrando, agora dias 23, 24 e 25 de setembro, Vale Vêneto ao vivo, nas plataformas digitais do YouTube, canal H20 e no nosso Facebook da Semana Cultural Italiana de Vale Veneto. Ecco, maravilha. Torniamo allora col programma italiano. Programma italiano, è vero? Sì, programma. Filò italiano virtual o live, come che volevate. News Produções é uma equipe que dio darmi una forza adesso, che mandiamo un saluto a Josiel Cienci. No, buttete do che te tiri su. Sì, lei cosita. Buttete do che dopo te tiri su. Che te tiri su a Sì. Josi allora, va bene? Ecco. Maestro, mi go ricevesto tante persone che mi hanno detto che bravi che sì quando parlei delle regole del italiano. Então assim, ó, vejam bem, vou falar até em português. Não são todos que gostam de aprender o italiano, mas tem muita gente que escreve muito no WhatsApp, no Facebook ou qualquer rede social em italiano, porque gosta. Então, as pessoas, a grande maioria, ou quase 100%, escreve como se escreve como se fala ou se fala como se escreve. É isso, maestro? Sì, le cosita. El italiano accetta che se parli, che se lo scrive come se lo parla, cosita se dice. Ma che c'è un po' di regole e anche se accetta che certe regioni parla parole che sono proprie di quel. Ah, e allora se accetta come che si dice, come che si parla in quella regione, se lo scrive anche. Sì. É vera? Ou seja, cosa ele diz o maestro? Diz que cada região tem um dialeto. Então, a tua originalidade, a tua maneira de ser, ou de pensar, ou de escrever, ou de falar, tu não quer mudar, tu quer manter a tua origem, sem problema nenhum, pelo amor de Deus. Então, nós temos o Darcy Lusato, o Poro Darcy Lusato. Sì, che gasta una grande opera. Sì, il Poro Onorio Tonial, il Poro Frate Rovilio Costa. Então, pesquisadores, historiadores, pessoas que trabalharam demais a nossa cultura. E cada um tem uma maneira de pensar. Então, hoje nós vamos trabalhar o quê? Andiamo a lavorare ancora le regole del c'è, del ci, del che e del chi. Então, eu acredito que neste momento está passando no... Isemia, qui casa, Isemia Trio Veder, cosa che stiamo di parlare, scritto, hai vede, sì. As pessoas estão vendo como se a letra C e o E, que é do Tchê, ou TCHE, do Tchê do gaúcho. Minha vera, maestro, Sim, vera. Com o chapeuzinho. Tchê ou C? Bom, o Tchê, o CH só é utilizado antes de E e de D. E de I. E de I. De E e de I. Ecco, sendo pronunciado com o som de que e de qui, certo? Giusto. E o CE, o CE é só do CE. Sì. E o TI é só do CI. Sì. Ok? Ficou claro agora? Sì. Isso. Perché rendo del italiano a letra C, la H pronuncia de
c'è quando la Z accompagnata della lettera E ed è C quando che la H insieme alla lettera I. Va bene. È ben facile. È ben facile. Va bene? Va bene. Ecco, cosita. Ecco. Andiamo avanti. Le regole del CI. CI e CE. Então, del CI, è mia facile, siamo mia buoni di capirsi qua. Quando ti parliamo una cosa, altri vedi un'altra. Sì. Andiamo pian piano. CI, ok? Sì. CI. Cichelero. È un cognome. È un cognome. CI è C. Ciconeto. Ciconello. Che ancora? Parlando di quelle tre cognomi là, che sono tre cognomi, che n'è gente che lede Sichelero, Siconeto, Siconello. Se sei per parlare giusto e per pronunciare questa scritta giusta, le qua che bisogna capire. Ecco. Che l'ora è la lettera C con la vocale I del Drio de Ela. C. Allora si dice Cichelero. Muito bem. Vamos lá. Eu vou falar uma coisa muito importante e eu vou falar em português. Veja bem. Como é que eu vou saber se é S ou C? Basta só pronunciar. Basta só pronunciar. Tu capio? Se eu pronunciar 5 é S. E se eu pronunciar 5 é C. É C. Agora, qual que é a correta? As duas. As duas. 5 é S. 5 é C. Ok? Toda vez que você ouvir o CI, é ti. Ok? Toda vez que você enxergar escrito CI, é ti. E quando você enxergar o SI, é si. Allora andiamo a un altro esempio ben pratico. Quando si dice chicharrón da gallina. A chicharrón. Il chicharrón se lo scrive come allora il chicharrón? La vede. Che se due volte è la mesma parola. Chicharrón. Giusto? La cicolata. Cicolata, guarda qua che è un esempio chiaro del due sete a mesma parola. È il primo col son de C, ma dopo quell'altro se. È il gallo che dopo di lui. Non il gammia è lì e neanche lei. È il gallo, l'ora il gal son differente. Sono differenti. Cicolata. Proprio. Giusto? Dopo che ne denoci. Denoci. O zenoci. Sì, anche che c'è gente che dice zenoci. Vale due. Sì. Ecco. Città. Ascolta, città. A Passo Fundo, che ne è il shopping. Bella città. Bella città. Todo mundo pronuncia bela città. Entendeu? Mas por que todo mundo pronuncia bela città? Porque o nome é bela città. E está escrito como? Com C. Entendeu agora? Que tudo que é com C é ti? Tu entendeu? Tudo que é C é CI, é ti. Não é ciconeto. É ticoneto! Entendeu agora? Pronuncia o teu sobrenome correto. Preserva as tuas raízes. Se tu é Maicon, se tu é o teu nome não importa. Mas o teu sobrenome tu não vai mudar nunca. Porque é original da Itália. Tu entendeu? Eu tenho um filho que se chama Johnny, mas é Marostica. Entendeu? O nome é comum que nem mijar pra frente. Mas o teu sobrenome, tu nunca vai perder. Mantenha a origem do teu sobrenome. Soletra, descreve, fala, pronuncia correto o teu sobrenome, pelo amor de Deus. Chicara. Sim ou não? Tenho razão ou não, maestro? Sim, tem razão. Agora, razão é Deus, não acabou, é pronto, ponto final. Você não pronuncia I love you. Você pronuncia I love you com todo estilo. Porque você fala inglês, eu adoro falar inglês. My name is Edgar. Esquece. Pensa. Para. Analisa. Quando tu fala Talian, são duas A abertas, fortes. Não é Talian. Tu entendeu?
Entendeu, maestro? Sim. Não é talian, não existe talian, é talian. Eu também gosto que você fale o nosso talian correto. Não só inglês. Todo mundo ama e adora e se mostra todo querendo falar inglês correto. O italiano também. Toda a língua, correto? Certo? Principalmente o seu sobrenome. Tenha orgulho do teu pai, do teu avô, do teu bisavô e fala o sobrenome da tua família correto como tem que ser. Ok? Sim ou não? Sì, Ok. proprio così. Vanti. Andiamo avanti con gli esempi là. A parola xícara. Xícara, CI. CI. Eu falo xícara, então já sabe que não é xícara, então é che. Que mais? Cinque, o se no cinque. Se é 5 é S, se é 5 é C. Que mais? 50. 50 ou 50, também é a mesma coisa. Cichelero. Cichelero é um sobrenome famoso, ok? Vanti com a procissão. Que ancora? Adesso andiamo del CE. Vamos lá. Esempi. CE. Mi son cheo. TCHE, do Che. Então, até agora foi o Ci, agora é o Che. Giusto. Ecco. Il Ceo, il Cel, il Cenci, il Ceruti. Gente, não é Ceruti. Não existe Ceruti. Não inventa. Preserva a origem, a originalidade do teu sobrenome. Não existe a palavra Ceruti. Ceruti é um sobrenome. Ceruti é um sobrenome. Tenha amor pelo teu sobrenome, ok? É Ceruti. Outra, Sendron. Não existe Sendron. Não existe. Se você falar que o teu sobrenome é Sendron, você está inventando um sobrenome. O teu sobrenome é Paulo Cendron. Ok? Mi è vero? Vero. Che ancora, maestro? Sela. Sela. Sela é Sela de cavalo. O teu sobrenome é Cella. Entendeu? Você não é Sela, você é Cella. Ama o quê? Che se esempi così di tutte quelle parole lì. Che una volta in tei cartori, scrivoni, aveva anche anni in drio pouca informação e pouco conhecimento. Ma qua Serafina non si aveva un scrivão che era Modeschi, che era polacco, poveretto, avuto che sapesse che. Sì. Ou seja, ele também escrevia como falavam. Sì, e allora che se parole, che ne cognomi di qui là, scritti con S. Della mesma famiglia che ne Sela con S e Sela con C. Sì. Allora se le con S, le Sela. E se l'è con sé, che l'è il Le giusto, cela. le cela. Così. Va bene, avanti. Esempio do CHI. Chi? Chi allora? Chi? Vamos CHI, lá? a Vamos lá? pronúncia. O CHI é chi. Cookie, Moreschi, Chimento, não é Chimento. Não é Zucchi, não é Bashi, é Bacchi. Chielo, quel toso là. Chiela, quella tosa là. Chi che ga a sala porta aperta? Chi che ga a rabaltà la carrega? Mi è vera che sei cosita? Giusto, che esempio. Ecco. Sì. Sì, ben cosita. Allora, chi? Va bene, maestro? Va bene. Ecco. O CHI é chi? Che sei un deputato che adesso andiamo al CHE. Vamos lá, vamos pro CHE. Che sei un deputato che sei Cerini. Ma che Cerini onde? Chi che ha detto che l'è Cerini? L'è Cherini. Sucche, vacche, pacche, Cherini. E che ancora, maestro? Porche. Pacche. Pacche. Pacche, sventole. Pacche de sventole. E pacche della bestioletta che corre via Palmaro. Che ancora? Che bel. Che bello. Che brutto. Che brutto. Che brutto rospo. Che faccia sgionfa che te ghè stamattina. T'ho visto? Tudo que é CHI é que, ok? Se o teu sobrenome é que, é CHE, pronuncia que. Preserva o teu sobrenome, ok? Che mestieramento. Che mestieri ha. Che mestieri. Mi è vera che sei così? Sì, proprio vera. Allora abbiamo parlato del CI, CE, CHE e CHI. Giusto. Che e chi. 4 regole basiche. Regole basiche, importanti para o nosso italiano, ok? Agora, vamos lá. Muita gente escreve para mim assim, ó, grazie con sé.
Agora eu te pergunto, você está escrevendo grazie ou grazie? Grazie? Não, né? Não se ouve o grazie. Se ouve grazie. Então agora está aí um exemplo bem prático para ti não esquecer nunca mais. Se eu vou escrever grazie, é com 2 S. Exatamente. Se tu for escrever grazie, é com C. Mas grazie não existe. É grazie. É o nosso italiano. Grazie. Ciao, grazie. Ciao, salute. Ciao, grazie. Grazie è con 2 S. Ed è una parola che fin il cellulare la accetta, Becche. Proprio? Sì. Ecco. Perché quando ti scrivi in italiano, in rete sociale, qualche posto che te vede, il cellulare la seita mia e il corrige, come il mette de volta un'altra parola. Grazie la capisce fin lui, Becche. Fin lui. Allora, então fica bem claro que o QH é que, o CH é que, o CHE é que, o CE é che, e o CI é ti, e o SE é se, ok? Ficou claro? Perfeito. Música! Fui fazer costado pra uma gaiteira, flor de matreira, louca de especial. Se adentramos pela porteira e já puxamos verso bem bagual. Se adentramos pela porteira e já puxamos verso bem bagual. Rancho da Lixiguana, coisa gaúcha, buena de se ver. Primeiro dia a gente passa fome e os 4 ou 5 fica sem comer. Rancho da Lixiguana, coisa gaúcha, buena de se ver. O trago velho vai correndo frouxo e o baile segue até o amanhecer. Andiamo, Posebo! Palanque firme em terra buena, chão batido, louco de bom. A gaiteira uma tal de Paloma e o violeiro um tal de Possebon. A gaiteira uma tal de Paloma e o violeiro um tal de Possebon. Rancho da Lixiguana, coisa gaúcha, buena de se ver. Primeiro dia a gente passa fome e os 4 ou 5 fica sem comer. Rancho da Lixiguana, coisa gaúcha, buena de se ver. O trago velho vai correndo frouxo e o baile segue até o amanhecer. No costado, compadre Marasca, cozinheiro de primeira mão. Agarrado num bitter de vinho, comendo copa, salame e pão. Agarrado num bitter de vinho, comendo copa, salame e pão. Rancho da Lixiguana, coisa gaúcha, buena de se ver. Primeiro dia a gente passa fome e os 4 ou 5 fica sem comer. Rancho da Lixiguana, coisa gaúcha, buena de se ver. O trago velho vai correndo frouxo e o baile segue até o amanhecer. Qua no Andri, qua no Andri. Ascolta bem. 117 anni del Grêmio. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. E voglio aproveitar questo momento e mandare un struconasso al mio pare che anche lui coi Faiani. Là, insieme con il Gremio. Ah, non lo so. Domande che lui. Se dopo mi Parabéns. Parabéns. Saúde, felicidade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Se parlo a età del pai, lui mi scavessa dopo. Ecco, no,
Tem 2 serie TV di me. Casca, Sorriso, Alvorada, Lajeado, Nova Bassano, Chapecó, Novo Hamburgo, Santo Antônio do Palma, Vale Veneto, Antônio Prado, Cascavel, Salto Veloso, Barra Funda, Coronel Vivida, Quilombo, Nova Veneza, São Domingos do Sul, Encantado, Caibi, Santa Catarina, Faxinal, Paraná, Antônio Prado, Medianeira, São Leopoldo, Fagundes Varela, Doutor Ricardo, Sorriso, Passo Fundo, Muliterno, Camargo e Concórdia. Ehi, bravi! Ascolta bene. Una volta che era un cristiano, Sì, che aveva sempre mala testa. mala testa. Mala testa. Allora c'era Fontol, Melioral, Fontoi, Meiorai, mala testa. Passea mia. Passea mia. Dato dal dottore. E allora? C'è un dato Dottor del- Paolo, no? È dato dal dottore? No, c'era 2 anni fa. Ah, sì. Dato dal dottore. Allora il dottore che ha detto, ascolta, femo esami. Allora fa una batteria di esami, cata Immagina. niente. Per vedere cosa che lei... Cosa che genera sta mala testa. Un dì arriva là e ha detto, ascolta, podaria mia tica da cavame do a roba, vedemi. Vedi adesso? No, piano. Cava do a roba e tutto lo guarda in fondo, così c'ho mal gadito. Ma te che è un peso grande lì. L'ho gadito, il gadito, ma te che è un peso grande lì, te che è un'armazione massa grande, Allora il gadito così mi cato che il tuo problema è lì, è il peso delle bale, le bale grandi, Sì. le pesa tanto, te stirona qua ta schiena, mia vera, Sì, risponde qua ta cioppa e ti viene male la testa. per via de bale. Per via delle bale. E bale massa grande. Allora lui ha detto, ma andiamo, dottor. Sarà Ma vero. com'è che si arriva a quel punto lì? Poi ha detto, con tutti gli esami che ho qua, quel che vedo 1000 è lì, per esperienza che ho. Cosa mi dici tu te? E gli ha detto, Vara, mi non so neanche cosa dirti. Il dottore gli ha detto, Vara, sei di accordo? Tagliamo via che il peso lì te stirona qua da drio, risponde ta cioppa, viene male a testa. Tagliamo via. Fa un test? Oh, guarda, te gli ha detto, se tagliamo via i documenti, sei tomato? Per l'amor di Dio. cioè. No, poi gli ha detto, falso così, guarda, pensa. E lui Sì. era soltero. Oh, soltero. Soltero, pieno di soldi. E gli ha detto, pensa, te che è 15-20 di un mese, varatila. Ben, allora mi penso, c'hai salute, va via. E via. Ciò va a casa, va a dormire, ma la testa. Cium, rispondea per tutti i cantoni. E vai, il didrio le va su, va a lavorare. Mala testa. Mala testa. 8 di mala testa, che ha detto, voluto sapere una cosa, questa qua è una vita. Mando tagliare via e pronto, basta. e basta, e punto, e basta. E Deo, torna a dire là del dottore, che ha detto, dottor, puoi tagliare via. Ah beh, di che te sei? Allora il dottor fa un documento, ciao. Assina? Assina Immagina qua, se guarda no. te. Assina là sotto. Allora buata via, la seringona lunga così, ta schiena. Lo ga intorciare su. Gasmola. Paiao, buttato ta cama, la tamacca. E quando verte gambone là, bisturi, yappete. Slip. Taglia via i documenti, giusto su. Ecco, pianta la osservazione. 4-5 ore, smicia mezzo fuori così. Arriva là il guarda, sfrega gli occhi così, e vede il dottore. E il dottore dice, e allora? Sono vivo. Sono vivo. Ma sta bene? Sì. Gatto male la testa? No. No. Ciò. Te ora. Te ora. Passate ora. Passiamo alla testa. Allora che rimedi, mestieramenti, Sì. tanti 2 dighe da alta. Immagina. Pianta la saccoccia sotto i bracci, va via, casa. Che ha dato alta. Ma era un'altra vita. Immagina. Senza mala testa laurea. Lei era un altro uomo. Lei era una via che ha passato di guario. Senza medicina, senza endrio, tira via rimedi. i punti. C'era un spettacolo. Che una bellezza, maraviglia. Ecco. Lei era un omenetto. Lei era un altro Un uomo. altro uomo, ecco. Ecco, un dì si parecchia, andato in paese con l'auto quasi nuovo, Guardati. andato in qua, andato in là, e là, guarda via in fondo una tosetta di minissaia, un'altra di shorts, Legal. totalmente, no. E guarda in qua, e guarda in là, e comincia a passare che sei. Pensieri. Una fantasia a tua Sì. testa, un mestieramento, un pensamento.
Ma lui non era piccolino. Ma allora che pensiamo è adesso? Ma prima la testa. Sì, meglio ne. Sta tutto Allora. bene. Ma allora che pensare? Ma non è che se mi autostima? Non è che le Sì, tocca idee? trarla lassù, ne. Sto tirando su. Sì, è vera. Oddio. Ora che guarda una vitrine, beitosi, muscolosi, gicchettina, blazer. Sì. E che pensare? Amico soldi. Vado dentro là e mi compro una roba bella. Mi mostro bello. Guarda, ti, Parento allora arriva sei- una tosetta. quelle- Modellito. Sì. 2021. Per amore di Dio, poca roba. Tirai avanti. Allora lui che ha guardato così che sfregava sugli occhi, gli ha detto, voleva vedere un terno. E lei gli ha detto, un momento che c'hanno un sartor. Sì. E lo che è un sartor? Quel che fa è il palittò di cosita, no? E l'alfaiate. 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 Oddio, l'alfaiate. Allora chiama il sartor, viene l'alfaiate. E l'alfaiate che ha sempre che il col? Ah, è la fitta metrica. È fitta metrica. Per tirare misure, l'alfaiato che ha guardato che ha detto 46? Senza misurare. Solde 8. Che ha detto positivo 46. Bellezza. Che ha detto braghe, tutto pulito. Tutto... Sì, no? Pianta su 46. Giusto? Giusto. E dovuto mi approfittare una camisa. Che camisa che hai lì? Allora c'ho a paludo a pizza. Sì. Una bella camisa da pizza che ha detto. Bella che te lo- Che numero? 3. Allora che postare il 3 mette Giusta. su. Giusto. Giustissimo. Allora ha detto, avuto mi approfittare un per dei calzetti, un per le scarpe. Anche sì, quei. ha detto, ecco, 42. È andato in drio, 42, giusti anche a quei. Era E buon lo de menetto il conosceva tutto. Solde 8. Allora ha detto così, dai che ti sei qua. Avuto mia anche, dai che ti sei qua a paludo, Sì, no? Avuto mia anche un paro di budande. Ecco. Una zorba, una cueca, no? Che ha comprato ha detto, tutto, ma sì. che mudande. no? Allora ha detto, RG. No. Hai capito? Aí che state che indovinato tutto fino adesso. No, è a M. Come M? Che detto, è a G. M, G, M, G. Più buono andare in tesi. Ecco. Allora ha detto, no, guarda, ascolta bene. Te che hai indovinato tutto. Manco è budande. È budande, Z, M. No, ha detto, è G. No, ha detto, è desde os 18 anos che uso M. Che l'altro che ha detto, se tu usa 18, se tu usa M desde os 18 anni, tu devi passare una dor di cabeça terribile. Appena stai via. Perché ha detto, se aperta qui, risponde nascosta e da dor na cabeça. Allora avanti di tagliare via. Vardè e le mudande. Avanti a tagliare via Vardè e le mudande. Certo capito? Sì. Ben ciappai. Succede, ne? Bene, volemo dare il risultato del scherzo che abbiamo? Sì. Alguém adivinhou a pergunta? La domanda era come si chiama Come il si balanzo? parla balanzo in italiano? In Maestro italiano. Ferro, vieni qua, maestro. Vieni dentro qua. Balanzo o scherzar com tu até, empurrar no balanço. Come se in italiano? Alguém respondeu ou não? Quando si gioca si scherza con i tosatei. Il balanzo, se due soghe, picca e via con una toletta o se no anche con... Due cadenette con... Due cadene, con una toletta di 30, Sì. 30 per 30, o se no anche hanno altri puariti come i ragni, a se aveva una soga, una cadena, e in fondo se aveva un bastone, un legno grosso così, Un legno. piantare una gamba a dritta per parte, e se cunea. O se Podemos dire sì. se si briscolea. Briscolea o biscolea, e il briscolo, ecco, questa è la parola. Il nonno diceva, vieni qua che te il briscolon,
Sì, Ecco. no, altri si fa che scherzo là, anche setto con che? Con che? Col cadenon della Rado. Opa. Ah, cadenon Col della cadenon Rado. che era giornata di piova, che si chiama scianta di tempo, se picchia via i travi così del paiol, e se anche pioveva allora se descendeva fuori sotto a piova se torna in Dio, fuori sotto a piova se torna in Dio. Se- Varanda. Sì, ti Se avaranda. muoia se sughea. Se muoia se sughea. Mi pare ancora di vedere che lavoro là. Ora sotto a piova e rento sotto il Va bene, allora chi che ha indovinato? Che se sta tanti, allora come che se sta tanti che ga manda la risposta? Dimante la pagina della pagina Edgar Marostica. E devo nel vedere. risultato allora di chi che ha vinto. Indovina. Allora una volta che n'era un che l'è andato il paese a cavallo. Sì. E quando l'è arrivato il paese, gli ha visto un brutto tempo. Un temporale che viene su stiantisi e troni. Saete. E gli ha detto, è meglio che me la tolo casa. Capio? E allora, il Corea tanto, è il giusto l'è come è il certo. Il certo l'è briscolarsi. O biscolarsi. Il Vieni che te biscolo o te briscolo. Biscolo o briscolo? E qua vai la maestro. Allora ascolta, allora che n'era un che l'è andato al paese, dopo che ne ancora 2 sonate per finire, è andato al paese a cavallo e quando ha visto il temporale gli ha detto mi me la tolo casa. Madonna, in Pa' amor a di cavallo. Dio. Allora lei arriva a casa e il cavallo era mezzo muoio e mezzo sotto. Le che aveva andato col briscolo da casa. Mai o meno. Allora gli ha detto come che te che il cavallo metà avanti sotto e metà in drio muoio. E gli ha detto se ti sapessi mi sono sempre stato jockey dei cavalli. Ho fatto il cavallo tanto andare, ma tanto andare che con le sate davanti e il tre in drio poera e con le sate del drio il tre in drio baro. Questa qua è parella che piace. Buon, volevo mandare un saluto a tutti quelli che assistirono alla nostra live, a Dilnet, provedore di accesso a internet con tecnologia fibra ottica, Baspan, il meglio stivale che ha pestante il Baldil, Dede de Postos Buffon, Paludo Moda e Stilo, Casca, Paraí, Serafina, Guaporé, Marau, Sananduva e Tapejara, Polivalente il mercato là di Santa Rosa, un grande mercato, il mercato della famiglia, della famiglia Deitos, la vodka Raisca, vodka che fa la meglio caipirinha, avemo rede de postos Buffon, sta vindo di andare a abastecer. Bravecto, tratta, previne e controlla. Ticati in telecliniche, pet shop e agropecuari, Puldi e Carapatini. Avemo produtos Aurora, a melhor hora do dia é com a família, porém com a presença dos produtos de qualidade. Aurora, quando tiver no mercado, pense te no antri. Aurora. Pian Alimentos. Marti che viene saremo a Paraí, la Pian Alimentos col prete. Ah sì? Ezequiel Dal Poço com a Elisa Marinho e vedremo con chi ancora martedì che viene giorno 22. Ecco. Tutti pregare, Sì, per amor di Dio, ecco. Abbiamo anche a Modelo Penei di Bento Gonçalves, 3455 mezza 500 del telefono, Fornari Cidadania Italiana di Sarandì, 99996 5178 col prefixo 54. Questi è i nostri patrocinatori. Ecco. Sì, vera. Credo che seguiamo pensando Quello che tutti. da indovinella lì da... Quella da indovinella che c'è stata tanta gente che ha rispondesto la indovinella giusta, ma la prima persona che ha parlato, che ha scritto, Giusto. mandato, giusto, la è stata la Teresina Cavaleri che la sede Vannini. Opa! Giusto? Oh, donna Teresinha. Grazie. Ecco. Ringraziamo allora. Che la mi telefona, che mi chiama, che noi ti mandiamo i regali. Va bene? Vuoi mandare un saluto a Paola, a Letta, a tutti quanti della Panamericana Caderni, che mi hanno mandato qua ancora 2 o 3 casse di caderni per dargli i piccinini. Hai a te? Ecco, a tutti che mi dai i regali, per i tosatei, per il scherzo dei tosatei che noi abbiamo. Va bene? Giusto cosita? Sonate! 2 per finire. Sì. Beh, mi vuoi andare adesso per banda de tose? Ciao maestro. Ciao allora, ciao a tutti No, quanti. sol me. Grazie. Ciao Trevisan. Ciao. Ciao, salute. Andiamo banda de tose. Mi vuoi fare un ringraziamento speciale a queste 2 tose bellissime, bravissime, professionali, che canta le sonate gausce e italiane
e che piace a far la allegrezza delle persone. Questo che è importante. Allora un ringraziamento speciale, qui, grazie, Obrigada. è stato un Grazie. piacere da conoscerti, una persona fantastica, una alemanetta che parla italiano e che anima le persone. E Obrigada. la trevisana. Oh, grazie, Trevisa. Paloma, grazie per essere venuta qua stasera, ecco, A gente e que allegrar la agradece. nostra Muito gente. obrigada mesmo de coração. Tá muito feliz de estar aqui. E Valti che si casa, un struconasso a tutti voi altri e fin Marti che vence di voi. Ciao a tutti e salute, 2 sonate. Sì. Vai! E l'allegria la vende ai giovani, e l'allegria la vende ai giovani, e l'allegria la vende ai giovani, ai non ai vecchi de marina. Ciribiribingo male festa, ciribiribingo si lavora, ciribiribingo l'amorosa, ciribiribingo lei la trova. Ciribiribingo male festa, ciribiribingo si lavora, ciribiribingo l'amorosa, ciribiribingo lei la trova. E la perlute andava a messa, e la perlute andava a messa, e la perlute andava a messa, e da che di che si sposa. Ciribiribingo male festa, ciribiribingo si lavora, ciribiribingo l'amorosa, ciribiribingo lei la trova. Ciribiribingo male festa, ciribiribingo si lavora, ciribiribingo l'amorosa, ciribiribingo lei la trova. Ciao, 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 moretina bella, ciao, e prima di partire un bacio te voglio dare. Ciao, 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 moretina bella, ciao, e prima di partire un bacio te voglio dare. Un bacio alla mia mamma e 2 al mio papà, 500 alla mia bella e dopo via soldà. Ciao, 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 moretina bella, ciao, e prima di partire un bacio te voglio dare. Ciao, 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 moretina bella, ciao, e prima di partire un bacio le voglio dare. Ciao a tutte, salute, pace e felicità. Grazie. E andiamo a ballare così. Andiamo. Femo un'altra. Un'altra volta. Sulle scale dell'ufficio sono sempre 24. Voricella vieni basso, Voricella vieni basso. Sulle scale dell'ufficio sono sempre 24. Voricella vieni basso, far l'amore. Oh sì sì, dalla bella Voricella con la stella de rose in fior. Rondinella la rilara, rondinella la rilara. Oh sì sì, dalla bella Voricella con la stella de rose in fior. Rondinella la rilara, rondinella la rilara. Una chiesetta alpina già ritocca una campana.
per vederla così in alto pari cielo e più lontana. O solo perché dica ancora ritornerà mio bel Alpin alla chiesetta tutta in fior, ritornerà mio bel Alpin. O solo perché dica ancora ritornerà mio bel Alpin alla chiesetta tutta in fior, ritornerà mio bel Alpin. Una chiesetta alpina già ritona una campana per vederla così in alto pari cielo e più lontana. O solo perché dica ancora ritornerà mio bel Alpin alla chiesetta tutta in fior, ritornerà mio bel Alpin. O solo perché dica ancora ritornerà mio bel Alpin alla chiesetta tutta in fior, ritornerà mio bel Alpin. La bella Violetta lava, 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 lava sui campi la sera e sognava che c'era il sorrisi che la rimirava. Lava sui campi la sera e sognava che c'era il sorrisi che la rimirava. Cosa rimire, din din de amor, din din de amor, din din de amor. Io ti remiro perché tu sei bella, se vuoi venir con me e con me alla guerra. Io ti remiro perché tu sei bella, se vuoi venir con me e con me alla guerra. No, no, la guerra, non vuoi venir, non vuoi venir, non vuoi venir, non vuoi venire con te alla guerra perché si mangia mal e si dorme per terra. Non vuoi venire con te alla guerra perché si mangia mal e si dorme per terra. Oi la Susana, quando viene va in campana. 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 Andiamo!
Subir a serra? Oi la Susana, quando viene va in campana. 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 Grazie a tutti! Salute! Andiamo? Alô, gauchada! Uma chamarga, uma fogueira, uma chinoca, uma chaleira, uma saudade, um mate amargo e a pionada repassando o trago. Noite cheirando a querência nas tertulhas do meu pago. Uma chamarga, uma fogueira, uma chinoca, uma chaleira, uma saudade, um mate amargo e a pionada repassando o trago. Noite cheirando a querência nas tertulhas do meu pago. Tertulha é o eco das vozes perdidas no campo afora, cantiga brotando livre, novo prenúncio da aurora. É rima sem compromisso, julgamento ou castração, onde se marca o compasso no bater do coração. Uma chamarga, uma fogueira, uma chinoca, uma chaleira, uma saudade, um mate amargo e a pionada repassando o trago. Noite cheirando a querência nas tertulhas do meu pago.